al punto, benvenuti a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, chiedo scusa. Pronto, mi sente? Sì, la sento, buongiorno e grazie per l'invito. Ecco qua, allora, neo sindaco, primo mandato, quindi la prima sensazione alla guida di questo importantissimo comune del nostro Friuli, che è chiamata un po' anche la California del Nord, insomma, tempo fa ricordo che era così. Come sta allora, sindaco, come sta soprattutto la sua città? Devo dire che l'inizio è stato molto impegnativo perché iniziare il mandato in piena stagione non è certo una cosa facile. Io amo dire che è come essere lanciati in un treno in corsa di fatto. Ecco. Beh, ma insomma, Comunque, adesso sono passati 2 mesi e mezzo, posso dire che è molto impegnativo, ma è anche molto stimolante perché il comune di Lignano effettivamente è un comune pieno di vita che dà decisamente molti stimoli. Quindi io amo guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che la parte più impegnativa che si affronta. cioè, insomma, sono problemi ma anche soddisfazioni, insomma, no? Lei Certo. viene da un'esperienza come consigliere comunale, aveva una delega importante di sport, sport a Lignano se ne fa tanto, e di personale, una pianta organica e tutto il rispetto. Ecco, parliamo un momentino prima della pianta organica, cioè la macchina comunale. Lei la conosce molto bene, quindi come l'ha trovata, se c'è qualcosa da fare o meno secondo il suo punto di vista. Il comune di Lignano ha la fortuna di essere ben strutturato. Nell'entroterra ci sono molti comuni che hanno problemi di carenza di personale. Lignano, ripeto, è un comune strutturato, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Ci sono delle cose da rivedere, a mio avviso, e adesso durante l'autunno prenderemo in mano la pianta organica e vedremo un attimo di fare degli aggiustamenti a livello organizzativo. Ci saranno anche delle assunzioni da fare perché ci sono alcuni uffici che hanno delle carenze, ma questo farà parte del lavoro autunnale. Bene, allora quindi ci prepariamo, vi preparate subito a dare un restyling alla pianta organica. Poi lei ha avuto anche la delega allo sport, e lo sport a Lignano se ne fa tanto anche dal punto di vista internazionale, perché abbiamo visto anche le ragazze della Giamaica, no? Se non sbaglio, che si allenano lì a Lignano. Ma io sono prima di tutto una sportiva, Ah, ho sempre bene, fatto sport in vita mia bene, e bene. quindi non posso che perorare la causa dello sport sia sotto un profilo sicuramente turistico per quel che riguarda la località, ma anche per quel che riguarda il profilo sanitario, perché lo sport sicuramente accompagna anche una vita più salutare e anche educativa per quel che riguarda i ragazzi, perché lo sport è aggregazione prima di tutto e educazione sportiva che poi si riporta anche nella vita. Nel nostro programma elettorale abbiamo dato molta importanza allo sport e Lignano, città dello sport, è uno dei nostri obiettivi in futuro sicuramente e i riscontri che abbiamo avuto fino adesso con le federazioni nazionali ci fanno ben sperare per un lavoro proficuo in tal senso. Bene, quindi lei del fatto che mens sana in corpore sano è giusto, insomma. Bene, allora parliamo un momentino dell'annata turistica che sta chiudendo, insomma, sono stati molti eventi a Lignano, è stato sull'onore delle cronache nazionali e internazionali e quindi un'annata turistica di tutto rispetto, seppure con qualche difficoltà per i commercianti, per le bollette che stanno arrivando e anche la questione energetica che sicuramente interesserà anche il comune, insomma, no? Perché lievitano i prezzi. Ecco, qual è il suo pensiero su questa annata e soprattutto sugli eventi che sono stati, che ha dato un riverbero eccezionale alla città di Lignano? Devo dire che fino adesso il bilancio è assolutamente positivo. I dati parziali, perché la stagione non è ancora finita, ma i dati parziali sono sicuramente positivi e lo sono rispetto al 2019 che già di per sé era stata una buona estate. E quindi andiamo anche prima del Covid, rispetto all'anno scorso sicuramente, ma anche rispetto al 2019. Adesso l'estate sta piano piano volgendo al termine, anche se ci sono ancora molte manifestazioni in tutti i fine settimana. Sicuramente il mese di settembre è coperto da questo punto di vista. Il problema dell'energia riguarda anche noi
tant'è che stiamo mettendo sul tavolo adesso la possibilità valutare di fare proprio un piano di risparmio energetico per il periodo già per quest'autunno, perché sì, è inutile sottolinearlo, i rincari Sì, delle bollette bisogna pesano su assolutamente. tutti e pesano anche sulle strutture comunali, questo è innegabile. Ecco, opere in cantiere peseranno anche su quelle, ma le opere in cantiere quali sono? Molte volte alle onore delle cronache c'è questa Restain della terrazza mare, no? Ma ci sono anche altre opere sicuramente a Lignano. Allora, la terrazza mare è un progetto della regione, è un progetto che noi troviamo, dentro al quale noi arriviamo, diciamo, al termine, perché era già stato portato avanti dalla precedente amministrazione e viene finanziato e anche la progettualità è stata seguita dalla regione. Abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa dove ci è stato spiegato lo stato di avanzamento lavori che, ripeto, volge praticamente al termine. Ci sono alcune considerazioni che abbiamo fatto, però insomma entro la fine dell'anno credo che il progetto andrà a gara. Per quel che ci riguarda, adesso passata l'onda d'urto estiva, che è corrisposta con l'insediamento nostro, adesso andiamo verso la stagione autunnale, che è sicuramente un periodo di progettazione. Le cose che abbiamo sul tavolo sono tante, non sto qui a farle un elenco perché Ha una insomma cosa adesso che le preme le più di tutto? prenderemo in mano tutte quante e poi daremo ampia notizia da questo punto di Ma vista. una cosa che le preme più di tutto, non so, una cosa che le interesserebbe portare... La cosa che mi interessa più di tutto è iniziare il concetto proprio di Lignano Città dello Sport e affrontare anche la questione di Riviera Nord, che è sicuramente uno dei punti importanti del nostro programma elettorale, che però richiederà una valutazione attenta e cauta. Ecco bene, attenta e cauta, avete anche delle convenzioni con gli altri comuni, per esempio, non so, la Tisana, oppure la Bassa, così, non Beh, so. noi facciamo parte della comunità Riviera Friulana e quindi i rapporti con l'entroterra sono sicuramente molto importanti per noi. Col comune di Latisana abbiamo un ottimo rapporto, anche col sindaco Lanfranco Sette, però anche con gli altri sindaci, ripeto, che fanno parte della comunità. Io ho instaurato in questi 2 mesi e mezzo un buon rapporto. Ritengo che la collaborazione con il territorio sia fondamentale per tutti quanti. Non solo per Lignano che magari può avere economicamente un peso maggiore, ma non siamo più negli anni in cui da soli si faceva tutto. Io credo molto nell'entroterra e in questo caso nei prodotti che il Friuli Venezia Giulia può offrire sia territorialmente che economicamente. Di conseguenza, per quel che mi riguarda, il rapporto sarà sicuramente collaborativo e fino adesso così è stato. Così è stato. E senta, c'è la questione della sanità sul tavolo regionale, ma anche molti comuni, molti suoi colleghi, insomma, sono un po' sofferenti perché dicono qua in molti comuni mancano i medici di base. È chiaro, la quiescenza, tanti se ne sono andati, tanti hanno cambiato, insomma, non tutti hanno questo servizio che per la cittadinanza, per le persone è una cosa che dà sicurezza non solo psicologica ma concreta. Ecco, com'è la situazione dei medici di base lì a Lignano, Sindaco? Ma medici di base Lignano è fornita, non è sguarnita da questo punto di vista. Lignano ha il problema di non avere un servizio, cioè di dover dipendere dall'ospedale di Latisana, di non avere un servizio emergenziale tutto l'anno, ce l'ho solo per alcuni mesi durante il periodo estivo. E questo per una realtà come la nostra effettivamente è un deficit. Domani abbiamo un incontro con l'assessore regionale alla sanità proprio per affrontare, per presentargli alcuni progetti che noi abbiamo studiato e che vorremmo mettere in pratica già dall'autunno prossimo, che riguardano proprio la copertura della parte emergenziale per il periodo invernale, quindi direttamente per i lignanesi. E poi affronteremo anche la questione del pronto soccorso per il prossimo anno. Anche perché Lignano d'estate diventa una città molto importante, molto più
popolosa di Udine, per certo, esempio, mentre certo. d'inverno comunque continua la vita e quindi lei ha perfettamente ragione, è una cosa che serve soprattutto perché molti hanno le seconde case lì e quindi vivono anche Lignano in sostanza, no? Esatto. Bene, senta, allora lei ha parlato dell'assessore alla sanità, però il rapporto con la regione come lo vive Lignano? Mi pare bene, no? Appena ho capito, gli investimenti anche sulla terrazza mare, eccetera, dimostrano un'attenzione particolare. Bah, per quel che mi riguarda, fino adesso i rapporti con la regione sono stati ottimi. Io personalmente ho iniziato un rapporto in campagna elettorale, lo sto portando avanti e per adesso ho trovato ampia collaborazione sia in termini di dialogo che in termini di progettualità. Quindi È soddisfatta? non posso che essere contenta al momento. Ecco, senta, allora fra pochi giorni, cioè 2 settimane, 3 settimane al massimo andiamo al voto e naturalmente c'è questa paura della disaffezione alla partecipazione, quindi all'astensione, no? Ecco, cosa ne pensa lei? Quale sensazioni ha? Ma guardi, le sensazioni, il calo nell'affluenza al voto è una cosa che si protrae già da parecchio tempo. Io credo che questo dipenda fondamentalmente dalle istituzioni. È l'istituzione che si deve avvicinare ai cittadini, è l'istituzione che deve dare concretezza e fiducia al cittadino. Il voto dipende prima di tutto da questo. E quindi io credo che sia l'istituzione che debba andare incontro ai cittadini e incoraggiarli a votare conquistando la loro fiducia. Bene, mi pare che con questa considerazione molto precisa del sindaco di Lignano, che io ringrazio, Laura Giorgi, naturalmente quando lei avrà fatto più periodo, no, a Lignano, della sua Sì. conduzione, della sua amministrazione, magari ne riparleremo quando ha questi progetti importanti che diceva per le opere di questa importante città della nostra regione. Io la ringrazio ancora per la disponibilità e naturalmente alla prossima volta. Volentieri, alla prossima volta e buon lavoro a voi, grazie. Grazie Sindaco anche a lei, arrivederci e con voi ci vediamo la prossima volta.